Voi siete specializzati in domotica, che è una nuova branchia dell'installazione di impianti che sta partendo in questo momento. Diciamo che è diversi anni che è sul mercato, però inizia ad avere un'accessibilità diffusa in questo momento. La tecnologia è a disposizione, però le vostre aziende devono sfruttare quello che viene messo a disposizione. Il cuore della vostra società è una centralina. Esattamente. Per mettere a disposizione in modo semplice all'utente finale tutte le varie funzioni che la domotica può dare, abbiamo sviluppato questa centralina con relativo software e applicazioni da utilizzare da remoto per poter rendere appunto all'utente una semplificazione di tutte le operazioni che la domotica può dare, dall'attivazione automatica di determinate cose, luci, telecamere, televisori, può comandare un po' di tutto e qui sta alla fantasia dell'utente finale fare delle richieste che poi noi riusciamo a soddisfare in tutti i modi. Certo. Chiaramente c'è sempre la compagine artigianale. Voi prendete il chip elettronico, diciamo così, e da lì partite e ne fate la veste di confezione, diciamo così, e poi la sviluppate e la collegate con dei software. Ci vuole fantasia, ci vuole professionalità come nella tradizione artigiana o vi state evolvendo diventando dei tecnici informatici? Diciamo che ci vuole questa evoluzione. L'evoluzione è data da Ilevia, che è un pool di programmatori che appunto ha creato questo software, però poi alla base ci sta anche l'installatore che deve evolversi per promuovere e anche riuscire a realizzare questi impianti che sono, per così dire, intelligenti. Allora ci vuole l'impegno un po' di tutti per portare avanti questa tecnologia che è a servizio delle persone poi e del pubblico. Andrea Padovan, un altro dei titolari dell'Ilevia. Lei è un po' la parte tecnologica e informatica della società. Ha in mano il cuore del vostro business, la centralina che governa tutta la domotica di case, uffici, dipende poi dove viene installata. Ci spiega un attimino come funziona? Beh, diciamo che il dispositivo ha come obiettivo poter comunicare con qualsiasi tipo di prodotto in commercio, quindi prodotti intelligenti che possano automatizzare quello che è appunto, come dicevi, l'ufficio o la casa. Su questa base di questo lavoro poi ci si può connettere con tutti dei dispositivi che troviamo in commercio, quali non so, iPhone, Android o qualsivoglia, per poter controllare l'edificio, la casa o l'ufficio da remoto e ovunque, quindi con la stessa velocità che si ha nella rete locale anche in altre parti del mondo. Basta puramente un contratto 3G o una connessione di rete Wi-Fi. Sì, diciamo che io ricordo che qualche anno fa si poteva accendere la caldaia di casa in montagna prima di partire. Diciamo che questa era l'albore di una tecnologia che adesso ha invaso tutto. Quanto ha semplificato il vostro lavoro l'entrata nel commercio, così ormai generale, di tablet e telefonini touch che sono praticamente dei computer portatili? Beh, decisamente, come prima cosa ha abbassato notevolmente i prezzi per avere la possibilità di gestire la propria casa, quindi con un dispositivo portatile. Poi con l'entrata appunto, come dicevi, dei smartphone e dei dispositivi dei tablet, l'utente è libero di andare a comprare l'ultimo tablet, semplicemente installare un'applicazione e avere casa sua in mano. Quindi questa è una delle semplicità più grandi che rende anche libero l'utente finale. Certo. Ascolta, ma se io devo rendere domotica un appartamento, riempio di milioni di chilometri di cavi una casa o adesso la tecnologia wireless o altre cose hanno semplificato anche questa parte di installazione? Beh, assolutamente sì, anzi i cavi diventano minori per quanto riguarda l'installazione, perché essendoci un'intelligenza cosiddetta distribuita, basterà solo avere un cavo base dove tutti comunicano assieme. Dal suo punto di vista è più facile convincere chi costruisce casa ad installarsi un impianto di domotica, quindi ex novo, oppure la tecnologia permette oggi di ristrutturare un appartamento, una villa, quello che è, che già esiste, e renderla domotica? Beh,
sia possibile intervenire nella ristrutturazione dove si ha dei problemi per l'intervento a livello fisico, quindi il fatto di dover aggiungere nuovi fili oppure rimuovere, si dà il caso tipo musei o posti pubblici, e poi chiaramente per una persona che deve fare una nuova casa io consiglierei spassionatamente l'automazione, anche perché il futuro ci porta al consumo di energie rinnovabili, ma soprattutto all'autoconsumo. Un autoconsumo non avrebbe senso di esistere senza dispositivi intelligenti, perché quello che facciamo noi, quello che c'è adesso come obiettivo, che è la sensibilità energetica, è costruire il proprio vestito energetico di ogni singola persona. Non esiste quel dispositivo che ti promette di risparmiare, bensì il nostro dispositivo ci permette di acquisire i dati per capire come tu vivi la tua casa e poi intervenire per risparmiare effettivamente l'energia o per distribuire le energie rinnovabili con il tuo stile di vita. Quindi questo è un grosso cambiamento e la sensibilità all'energia è fondamentale. La domotica è entrata ormai di diritto tra le offerte degli installatori di impianti, degli artigiani, del Veneto sicuramente. Ma quali sono i vantaggi che una persona comune può avere avendo una casa messa con la domotica? Beh, credo che i vantaggi siano molti. Possiamo portare per esempio una persona che le nostre case praticamente sono lasciate da sole dalla mattina presto fino alla sera tardi per lavori. Una persona per esempio che vive da sola si alza la mattina, va al lavoro, torna la sera, magari di fretta perché ha altri impegni durante la sera, arriva a casa, al posto di suonare il campanello di casa fa la combinazione, apre la porta, aprendo la porta si accendono le luci, si aprono le tapparelle, si parte la musica eventualmente, trova perché ha chiamato prima, trova anche la casa a una temperatura vivibile, una temperatura che si è alzata dalla temperatura che era impostata prima di mantenimento, fa quello che deve fare in molta velocità, esce di casa, chiude, preme un bottone, si spegne tutto quello che lei ha acceso prima e premendo il solo bottone si accende l'allarme e lascia la casa. Se è fuori, quando magari gli parte l'allarme, dice aspetta che guardo con delle telecamere poste all'interno del suo smartphone, vede se succede qualcosa, si accende le luci, accende le telecamere, ispeziona la sua abitazione se è successo qualcosa, oppure se casca la corrente c'è l'automatismo che rialza la corrente. Naturalmente essendo a casa poco tempo, quando è a casa ha bisogno di fare un sacco di cose che magari fa partire la lavatrice, la lavastoviglie, il phon, il ferro da stiro, e la domotica che dice guarda fermati un po', ti stacco la lavatrice perché non può funzionare assieme cioè praticamente è una casa intelligente, diremo, no? In nostra assenza fa quello che farebbe quando noi saremo presenti, ci controlla noi che non facciamo l'errore magari di rimanere a buio. Una specie di mamma virtuale. Ascolti, questo per la gente normale, però la domotica chiaramente ha anche un fine, tra virgolette, sociale, perché penso agli ospedali, alle case degli anziani, piuttosto a chi diversamente abile ha bisogno di essere aiutato. La domotica anche in questo può essere utile. Sicuramente permette alle persone anziane di vivere più a lungo nella propria abitazione e anche senza qualcuno che li aiuti, anche perché permette a dei parenti, magari figli o qualcosa, di controllarli pur essendo al lavoro attraverso delle telecamere, impostare orari, temperature, aperture e quant'altro ai bisogni dell'anziano che sta vivendo in casa, di spostarsi con la sua carrozzina o qualcos'altro e trovare i comandi al punto giusto e che non serve che faccia più di tanto e comunque costantemente sempre sotto controllo. La domotica quindi ormai diciamo è entrata nel mondo dell'installazione di impianti. La domanda che le faccio io è questa: bisogna che la categoria cambi mentalità? Bisogna che si crescano nuova generazione di installatori? Come può procedere, diciamo così, il mestiere per affrontare questa nuova sfida? E soprattutto, qual è il vantaggio che un imprenditore artigiano può dare con la sua capacità di personalizzare le cose a
prodotti standard che si possono trovare e vengono realizzati da grandi case? Allora, intanto per gli installatori di Confartigianato, la Confartigianato è già da tempo che sta lavorando in questo senso per formare e anche tenere informati i propri installatori. Ha organizzato corsi, prove, visite guidate in aziende che costruiscono questi materiali, proprio per creare per passare, trasmettere la mentalità all'installatore di iniziare ad usare questi, di abbandonare gradatamente gli impianti che si facevano col modo tradizionale e passare a un discorso domotico, sensibilizzare i clienti, le persone ad usare questi, spiegando loro quali sono naturalmente i costi, ma soprattutto i vantaggi che uno può avere, come abbiamo detto prima, i vantaggi di una casa intelligente in nostra assenza che fa quello che noi dovremmo fare quando siamo a casa, non so, per dire, mi sono dimenticato prima, viene un temporale improvviso, ci sono le tapparelle aperte, le chiude anche se noi non siamo a casa, per dire. Ecco, e portare proprio sensibilizzare i propri clienti a invogliarli a fare questi impianti perché sicuramente ne traggono vantaggio. Non è una cosa inventata, abbiamo tante dal lato economico, dal lato prestazione e dal lato servizi.